Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere una partita e il titolo del video è: ma può un giocatore non titolato battere un maestro fide? Lo scopriamo. In questi giorni si sta svolgendo a Formentera un festival, un torneo scacchistico dove vengono scacchisti da varie parti del mondo, e ho trovato questa partita che voglio assolutamente condividere con voi, e rimanete fino alla fine perché si entrerà in un finale particolare dove vi farò decidere a voi la mossa per vedere se riuscite a trovare il piano corretto di gioco. Allora, vediamo la partita dall'inizio. È durata un bel po' di mosse, ma non ci sarà il bisogno di vederle tutte nella precisione. Col bianco, il giocatore non titolato gioca 1,4 e 5. Partita d'alfiere. Ho già fatto vedere un video, lo mostrerò qui, dove commento la partita d'alfiere con apertura molto tricky. Tra l'altro fra poco su Mattoscacco uscirà un libro scritto da un maestro per noi, con un repertorio tutto tricky, pieno di trucchi per i giocatori che amano aprire con 1,4, quindi rimani sintonizzato perché sarà un libro devastante di circa 300 pagine. Cavallo F6, D3, fin qui tutto nella teoria. C6, ecco, chiaramente già entrando in linee un pochettino meno battute si riesce anche a mettere in difficoltà un maestro fide. Adesso l'idea del nero è quello di continuare a spingere i pedoni per bloccare praticamente l'alfiere. A4 sembra essere l'unica risposta logica in grado di bloccare l'avanzata dei pedoni e anche creare una via di fuga per l'alfiere in A2. Alfiere D6, cavallo C3 aumenta la pressione su quel pedone. A questo punto, secondo la teoria, qui dice il computer che gli piaceva alfiere in E6 o semplicemente alfiere C7, dove la donna controllava questo pedone. Il nero probabilmente non era troppo al corrente di questa linea e gioca D4. Da D4 il computer inizia a dare vantaggio al bianco. Queste spinte di chiusura quasi sempre non sono mai buone, anche perché adesso l'alfiere veramente ha una diagonale sulla quale agire. Ora si minaccia il cavallo in C3 che va in E2, cavallo in A6, C3, attenzione, c'è un bel po' di pressione su questo punto, abbiamo 3 pezzi che attaccano. Il nero se ne infischia momentaneamente perché pensa che questo alfiere in B3 sia troppo forte e quindi è pronto a sacrificare un pedone per quell'alfiere. Quindi pedone per, cambio cavallo per alfiere, ma dopo una mossa di questo tipo, qui addirittura il bianco gioca al re in F1 perdendo l'arrocco. Dopo questa cattura, chiaramente il pedone è catturabile 2 volte e al termine di questa piccola fase così d'apertura, siamo alla 13ª mossa, il bianco si ritrova con un pedone in più. Potrebbe essere un vantaggio devastante, ma diciamo che non lo è perché è compensato dal fatto che il bianco non ha ruccato. Poteva assolutamente pararsi con alfiere 2 e in caso di catturare con quest'altro cavallo, ma ha preferito tenersi il pedoncino e quindi perdere l'arrocco. Cavallo in F va D4, arrocco corto, H3. Torre in E8. Adesso qual è il piano di gioco del nero? Dato che il bianco ha un centro piuttosto solido, è quello di riuscire a martellarlo soprattutto sul punto più debole. Secondo te in questo centro qui del bianco qual è il punto più debole? E4 o D3? Sicuramente D3, poiché E4 è sostenuto da D3, ma D3 è quello che viene definito un pedone arretrato. Su mattoscacco.com ci sono tanti articoli gratuiti dove parliamo di strutture di pedoni, ti invito a venire a leggere perché così ti puoi fare anche una cultura. Alfiere in E3, si sviluppano tutti i pezzi, C5, e ora questo cavallo deve decidere se andare in F3 o in B5. Dove lo faresti andare? Probabilmente se stai giocando contro un giocatore forte dici: ma sì dai, fammelo mettere in ritirata sto cavallo, non si sa mai. In realtà la mossa migliore, cavallo F3 è quella che è stata giocata, la mossa migliore anche consigliata dal computer era alfiere B5, e dopo magari un alfiere D7 che ci minaccia il nostro cavallo saremmo potuti andare ancora avanti con cavallo D6 o semplicemente ritirarci con cavallo C3. Comunque cavallo F3 la partita, B6
B6 ha un piano molto interessante, te l'ho evidenziato con le freccette, quello di far manovrare la torre. È molto difficile da capire, da indovinare questo piano, per aumentare la pressione sul centro e in particolare su quel pedone arretrato del bianco in D3. Torre di 1, quindi al momento il bianco inizia a prendere provvedimenti difensivi e ora, dopo questa piccola mossa di torre, chiaramente il piano del nero è svelato. G4, il bianco decide di prendere spazio sull'ala di re, anche con l'idea di spingere eventualmente in un futuro questo pedone, e ora c'è un attacco doppio su quel pedone, che al momento non ci sono problemi perché c'è una doppia difesa, quindi non nessun problema. Re G2, il re si toglie per far comunicare le torri. Ti ricordo che la comunicazione delle torri è una cosa non importante di più. Alfiere in E6, triplo attacco su quel pedone. Il bianco difende solo 2 volte, per questa ragione con cavallo F4 aggiunge un terzo difensore a questo pedone. Siamo in un caso di 3 contro 3, il nero non può permettersi di attaccare perché avrebbe la peggio, e ora donna in A8. Questa mossa non viene considerata la migliore da parte del nero, tuttavia è anche molto difficile in questi momenti dove c'è pressione. Sembra che i vari pezzi del nero comunque stiano bene lì dove stanno. È veramente difficile ora trovare un piano di gioco per continuare. Qui il computer dice addirittura H6, una mossa come H6. Il nero gioca donna 8 e questo permette di giocare G5. Probabilmente c'era veramente bisogno di giocare una mossa come H6 per dare una casa di rifugio a questo povero cavallo che in questo momento non sa dove andare. Ovunque va verrebbe catturato. Il nero forse ha commesso un errore di calcolo perché C4 è la mossa giocata dal nero. L'idea qual è? Quella di convincere il bianco a catturare col pedone D e quindi a rendere debole poi questo pedone, e quindi poi con tutti i vari attacchi sul re tramite la diagonale scoperta. Ma vediamo come va il gioco. D per C4, torre per D1, cambio di torri e ora donna C8. È cambiato nuovamente il piano da parte del nero. Perché? Allora, innanzitutto, se il nero ora avesse catturato qui, il bianco avrebbe potuto guadagnare un tempo scacciando la donna si sarebbe dovuta ritirare da qualsiasi parte e si perdeva il cavallo. Quindi mi sembra ovvio che qui si sarebbe dovuti andare con il cavallo. Ma con la cattura di cavallo in E4, che sembra una mossa forte, il bianco riesce a chiudere tutto con cavallo D5, minacciando doppi su C7, insomma questo cavallo diventa veramente forte. Qui il computer suggerisce donna C8, insomma la partita poteva continuare in questo modo. Il nero non se l'è sentita e gioca donna C8 con la possibilità di attaccare sul punto debole C4. La partita continua con alfiere per B6, il bianco fa di tutto per rimanere con pedoni di vantaggio, cattura, torre D4, donna F5, ora si minacciano un po' di cose, la donna del bianco rientra in difesa, alfiere D6, continuano le minacce lungo la parte del re, cavallo D5, il cavallo si toglie dalle minacce, alfiere C8, continuano ancora le minacce sul re, cavallo D2 permettendo la difesa di scoperta da parte della donna. Donna cattura pedone, cambio di donne e in questo punto c'è una mossa molto carina, un piccolissimo colpo tattico, se così vogliamo chiamarlo, da parte del bianco, che permette di, in modo diciamo finale, di definire una posizione, di definire il finale e quindi di avere un grande vantaggio. Vediamo se riesci a vederla, ti do qualche secondino. Ok, la mossa che ha il bianco, come vedi è una partita molto complicata, era difficile calcolare tutta questa roba qui 5-6 mosse fa. Il bianco adesso ha semplicemente cavallo F6, scacco, attacco doppio, è costretto praticamente a catturare e adesso via, è sparito l'alfiere. Il nero ha perso la coppia degli alfieri, ha una pessima struttura pedonale, sono tutti pedoni isolati, tra cui 2 sono doppiati, ha 2 pezzi, anzi compreso il re perché nel finale il re è un pezzo in ottava traversa, è un cavallo che non ha molta attività. Di conseguenza invece dall'altro lato abbiamo il bianco che è molto attivo, ha
una struttura pedonale migliore, questi due sulla del re sono isolati, gli altri possono essere raggruppati, e anche una quantità numerica superiore, 5 pedoni contro 4. Vediamo come continua la partita. Alfiere B7, il re si sposta, torre 1, ok, qui andrò abbastanza veloce, F3 è una mossa molto carina che impedisce, chiude la diagonale dell'alfiere e allo stesso tempo impedisce l'attività del cavallo. Torre H1, andrò un po' veloce, seguono un po' di semplificazioni, qui il bianco a un certo punto vuole cercare di dare matto, quindi chiude la diagonale e poi vuole arrivare presumibilmente con una torre a dare matto. Vediamo se riesce, inizia un pochettino a portare la torre in questa situazione. Chiaramente il nero non può togliere l'alfiere, è costretto a difenderlo con il cavallo. Ora ancora l'alfiere rimane a dominare il cavallo, ma vado avanti veloce. Ecco, qui si minaccia una scoperta, ma in realtà non c'è niente, perché in qualsiasi momento il bianco può scendere a dare scacco, quindi non ci sono problemi. Ok, il bianco va avanti di un altro pedone e a questo punto piccola finezza da parte del nero che si riesce a prendere un altro pedone, e siamo giunti in questo finale. Finale di 2 pezzi leggeri contro 2 pezzi leggeri e 3 pedoni tutti e 3 sulla stessa ala. Ormai si sa come andrà a finire la partita, ma il nero giustamente non vuole arrendersi perché perderebbe una caterva di punti contro un giocatore che ha praticamente 400 punti in meno. Quindi gioca il tutto per tutto. Cavallo in E5, re in F6, cavallo in F3, re 6, A6, e fra poco arriva il punto cruciale. B4, re D7, B5, si minaccia il cavallo e adesso il re gioca re C7. Qual è l'idea? È che se il bianco cattura la partita va proprio così, il nero è riuscito a prendersi un pedone e eventualmente a prendersi questi 2 pedoni. Se il nero riuscisse a prendersi questi 2 pedoni non sarebbe poi male, perché c'è il modo per dare matto con alfiere, cavallo e re, ma lo conosce il bianco? Conosce il modo per dare matto? Quindi è veramente complesso. Quindi lo scopo del nero è quello di prendersi questi 2 pedoni, anche al costo di sacrificare uno di questo alfiere. Sembra che si possa fare. Alfiere in A5, mossa molto importante. Che cosa bisogna fare? L'abbiamo parlato anche all'interno dell'Accademia, il nostro percorso per migliorare a scacchi. Bisogna creare una barriera, c'è proprio un capitolo intero sulle barriere. Eccola qui la barriera. Questo pedone crea una barriera, questo alfiere crea una barriera, e in rosso vedi come il nero non può avvicinarsi al pedone sulla colonna A. Questa è una barriera, nei finali sono importantissimi. Alfiere G2, scusami, l'idea del nero è quello di fare questo movimento, e se mai il bianco dovesse spingere questo pedone, allora permetterebbe questa di manovra. Bene, come si gioca adesso? Il bianco ha giocato re in G3, poche mosse dopo il nero comunque abbandonato, va bene anche questa, ma c'è una mossa più precisa che permette al bianco di vincere nel giro di poche mosse. Riesci a vedere almeno qual è la mossa iniziale? Ti lascio qualche secondo. Ok, la mossa è C5. Chiaramente il nero non può permettersi di catturare, altrimenti si va a promozione. Quindi supponiamo che su C5 il nero continui a fare questa manovra qui per cercare di impedire la fuga del pedone. È possibile impedirla? Secondo te è veramente possibile? Che mossa bisogna fare adesso? Parliamo sempre di barriere. Cavallo in E5 o cavallo D4, dice che è uguale il computer. Scacco. Qui il re non può andare perché c'è il cavallo. Qui c'è l'alfiere che tiene tutta la diagonale. Qui c'è il pedone che tiene questa diagonale. Qui c'è il pedone che tiene questa diagonale. Uniche 3 case di fuga sono quelle evidenziate in verde. Supponiamo ora come consiglia qui il computer, un re B5. Niente, si andava direttamente a promozione. A7, ultima chance alfiere G2 cercando di tenere questa diagonale, ma con C6 si chiudeva la diagonale. Qui l'unica era il sacrificio, e dopo questo si va a promozione. Ripeto, la partita non è andata così, aspetta che torno indietro alla partita originale così vedi com'è finita. Ok, cattura,
apertura, ok, è andata così, re G3, alfiere H1, C5, comunque l'ha mossa dopo e poi niente, qui il nero ha abbandonato. Una partita veramente interessante, ottima giocata dal bianco che ha cercato sin da subito di complicare, giocando contro un giocatore più forte, ha cercato di creare casino e ci è riuscito. Nel medio gioco c'erano 1000 minacce, 1000 cose, ora noi l'abbiamo vista molto velocemente ma loro ci avranno pensato per minuti e minuti interminabili su quel medio gioco dove c'era tattica ovunque. E purtroppo anche un giocatore fortissimo come un maestro Fide talvolta in sequenze di 5-6 mosse di cambi controcambi ci sta che gli scappi qualcosa, infatti ha avuto subito una pessima struttura pedonale e poi il resto ovviamente è venuto da sé. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un altro video e a presto.